Sicuramente c'è più alto. Insomma, il cappello di introduzione. Innanzitutto buonasera a tutti, io sono Davide della libreria Massaro e siamo questa sera a presentare Il diavolo veste preda di Damiano Pellizzari, Panda Edizioni, visto che abbiamo qua Andrea Tralli, l'editore, siamo contenti di questo. Damiano Pellizzari è un giovane, ma siamo tutti giovani, finché non si arriva almeno a 50 anni siamo tutti giovani. Ah, a proposito, tecnicamente mi sentite là in fondo? Perché sennò andiamo a prendere il microfono. Abbiamo il microfono? No, vero, non mi sentite, vedi che era meglio. Abbiamo il microfono? Sì, meglio. Nessuno deve rimanere in piedi. Ciao. Spostiamo un po' di sedie. Facciamo il restart per chi prima non mi ha proprio sentito. Allora, buonasera a tutti, io sono Davide Quattrocchi della libreria Massaro e questa sera siamo qua a presentare il libro di Damiano Pellizzari, Il diavolo veste preda, di Panda Edizioni, e ringrazio esatto, l'editore che abbiamo qua, il signor Tralli della Panda Edizioni. Che dire di Damiano Pellizzari? Dicevo, è un giovane, ed è di sicuro molto più giovane di me. Io ho fatto le scale 3 volte, c'ho già il fiatone, mentre invece tu mi sembri rilassato, nonostante siamo praticamente alle prime battute della presentazione, magari c'è un po' di agitazione durante le prime presentazioni, invece tu mi sembri calmo e serafico, e c'è una buona motivazione perché tu sei calmo e serafico. Motivazione che probabilmente dipende anche dal percorso che potrete leggere all'interno del libro. Il libro Il diavolo veste preda. È un libro, i latini la chiamavano una satura, cioè una cosa che mette insieme tante cose. Ed è vero, mette insieme anche tante tecniche, se le volete imparare, molto semplici sull'autodeterminazione di se stessi, su come prendere in mano la propria vita. E tu lo fai in tantissimi modi, passi dal religioso al comico, passi dalla storia zen alla storiella divertente, alla riflessione psicoterapeutica, poi ci dai un sacco di giochi da svolgere e adesso non possiamo dirvi tutto subito nella presentazione, però una cosa che è la cosa principale del libro la vorrei chiarire con te, vorrei che tu ce la spiegassi per bene. Io penso, leggendola, poi dopo sai, ognuno si fa le proprie elucubrazioni leggendo ogni libro, che uno dei cuori, il cuore forse, il tema portante del libro sia quello, qual è la differenza, adesso sembrano due paroloni grossi, ma poi si possono spiegare molto facilmente, e Damiano è bravo anche a farlo all'interno del libro, molto più bravo di me, ed è per questo che gli porgo la domanda. Qual è la differenza tra il sistema simpatico e parasimpatico? Se non sbaglio, questo è uno dei temi centrali del libro, esatto. Se uno va a togliergli insomma tutte le cose di contorno che sono bellissime e fantastiche, però qua ci sta forse uno dei temi importanti del libro, quindi se ce lo vuoi spiegare, tu so che sei bravissimo a farlo, quindi ti cedo subito immediatamente la parola. Allora, grazie a tutti intanto per essere qua stasera. Come state? Bene, speriamo anche alla fine di questa presentazione ristate bene. E penso che voi siate qua per sapere anche perché si chiama Il diavolo veste preda. Questa sarà forse anzi l'unica cosa che non vi dirò, perché sennò non c'è il gioco. Sì, Davide ha colto un aspetto cruciale, nel senso che allora il libro parte dall'idea di osservare la realtà, come siamo fatti, per poi vedere come la nostra mente, il nostro dialogo interiore influisce sul nostro sistema nervoso fondamentalmente. E il nostro sistema nervoso che non è altro che l'impianto elettrico del nostro corpo. Voi sapete che le nostre cellule vanno a corrente 0,07 millivolt, ok? E quindi il sistema nervoso si divide in due parti, in simpatico e parasimpatico. Il sistema nervoso simpatico noi lo utilizziamo quando
affrontiamo la realtà, quando dobbiamo lottare, quando dobbiamo gestire, quando dobbiamo superare le difficoltà, quando non accettiamo qualcosa e dobbiamo modificarla, quando siamo in competizione, ok? E mentre il sistema nervoso parasimpatico lo usiamo quando lasciamo che le funzioni di base abbiano il loro corso, cioè siamo rilassati, tranquilli, quando accettiamo la realtà per quello che è e quando fondamentalmente diciamo sì, ok? Quindi possiamo dire che il sistema nervoso parasimpatico è quando le nostre scelte a quello che ci succede diciamo sì, mentre il sistema nervoso parasimpatico è quando diciamo no, quando non accettiamo qualcosa in maniera, e se questo è diciamo così portato all'estremo, questo è la causa per esempio di tanti nostri disagi, lo stress che poi causa mal di stomaco piuttosto che altre cose. C'è tutta anche una disciplina, una scienza che studia tutti questi collegamenti. Il libro non entra nello specifico ma dà diciamo una prima impronta, e più che dare risposte io penso che lo psicologo debba anche suscitare domande. A me piace moltissimo una frase di Galileo Galilei, che ne sapeva una pagina più del libro, che diceva: non puoi insegnare niente ad un uomo, lo puoi solo aiutare a scoprire ciò che è già dentro di sé. Quindi anche scrivendo questo libro che diciamo è un frutto diciamo della formazione istituzionale che ho fatto, cioè la laurea, la specializzazione, poi è frutto anche di formazione tra virgolette alternativa, cioè ho fatto un anno di corso sulla clown terapia, stasera doveva esserci anche un mio amico pagliaccio ma mi sa che non c'è. Poi ho fatto esperienze di biodanza, che è una disciplina sempre sull'ambito della crescita personale, dove la conoscenza non parte da un punto di vista mentale attraverso la lettura, attraverso approfondimenti, ma passa attraverso prima il corpo per poi arrivare alla mente. Quindi ho messo insieme un po' di esperienze e conoscenze ed è uscito questo saggio, insomma. Sì, ecco. Quindi io che faccio le veci del clown e quindi faccio anche quello che non è, magari faccio le veci anche di quelle del pubblico, insomma, quindi dire di no a certe scelte stimola il sistema simpatico, invece dire di sì alla vita, alle cose che ci capitano, invece stimola il sistema parasimpatico, e se si stimola il sistema nervoso parasimpatico ci si rilassa. Io l'ho capito così. Tu dai tante idee su come, forse rilassarci non è la parola giusta, adesso magari tu le trovi anche quelle più adatte, tu dai tanti spunti su come fare in modo di vivere la propria vita in maniera più forse spontanea, meno agitata, meno ansiosa, senza stress, esattamente. Le dai parecchi all'interno del libro, dai veramente tanti spunti. Io vorrei che ce ne dessi 1, 2 o 3, 2 va via, senza, perché sennò dopo andiamo a spoilerare troppo all'interno del libro, anche se il libro poi dopo, in realtà, anche se noi ne dovessimo parlare nella sua totalità questa sera, anche se dovessimo sviscerare ogni cosa che c'è all'interno del libro, cosa che non faremo, perché un buon presentatore sa che almeno un minimo di curiosità bisogna lasciarne nel pubblico. Comunque, anche se dovessimo descrivere tutto quello che c'è scritto nel libro, il libro comunque vale per sé, perché è veramente un libro in cui è importante anche la veste pratica, cioè i consigli pratici che vi dà da far funzionare tutti i giorni. Quindi lo si può prendere anche come una specie di manuale, gli americani lo chiamano di self-help, di autoaiuto, cioè per aiutare se stessi a vivere meglio. Comunque, ecco, arriviamo a una domanda, se no ci giro attorno. Prova a spiegarci un paio, insomma, di questi consigli su come dire sì alle situazioni che ci accadono, anche se ci sembrano disastrose, devastanti, insomma. Sì, per esempio come tecniche che ho citato, do degli spunti per una tecnica di rilassamento che prevede per esempio la concentrazione sulla respirazione e su un percorso immaginativo
che non è altro che un trucco, che una strategia per far sì che le nostre onde cerebrali passino da una frequenza alta, gamma, ad una frequenza più bassa, cioè alfa, che è più simile a quella del sonno. E questa cosa, che adesso anche le neuroscienze hanno scoperto, era già comunque risaputa, perché tutte le tradizioni, per esempio meditative, le tecniche meditative che adesso usa anche la psicologia, oppure arrivano comunque da Oriente, ok? E questi già sapevano, appunto, intuitivamente, se vogliamo, che usando la respirazione e usando dei percorsi immaginativi, cioè immaginando appunto delle cose, dell'energia che entra dentro di noi, che entra per esempio attraverso luce ed esce attraverso una sorta di fuliggine, facendo questo concentrandosi sulla respirazione, proprio abbassiamo le nostre onde cerebrali. E un altro esempio che ho fatto, mi viene in mente adesso, lo sport parasimpatico. Noi siamo, per esempio, qui si aprirebbe un capitolo. Oggi l'Italia ha giocato, no? E quindi apriamo questo capitolo, però facciamo una riflessione un po'. Siamo in un contesto in cui la competizione viene considerata una cosa normale, anzi sana. Però se osserviamo bene la natura e come siamo stati creati, non saremmo stati creati per la competizione, ma per la collaborazione, per la cooperazione. La competizione fa sì che uno sia felice e un altro sia triste, perché chi vince è felice e chi perde è triste. Nella cooperazione, quando si coopera, quando si collabora, tutti sono felici. E allora, per esempio, propongo, magari questa può essere una cosa da fare per i bambini, oppure anche, non so, tra un gruppo di persone, lo sport parasimpatico, così definito, perché è così, magari si gioca un quarto d'ora, non so, una squadra fa 5-3, poi dopo un altro quarto d'ora si invertono i risultati, cioè la squadra che aveva fatto 5 si prende 3 e l'altra è il contrario. Quindi il gioco non è più giocare per competere, ma è giocare, per divertirsi. Questo, per esempio, è un esempio di appunto lasciare andare gli scopi, gli obiettivi, il vincere per il vincere, ma prendere quello che viene, insomma, no? Divertirsi, punto. Questo è molto lontano da come viviamo noi, sia nell'ambito lavorativo sia nell'ambito sportivo, cioè siamo dentro una società competitiva, e questo poi si vede anche nel mio lavoro di psicoterapeuta, quando ci sono problemi, per esempio, di ansia, che spesso le persone vivono perché siamo dentro un mondo competitivo in cui bisogna dare delle prestazioni, no? E spesso non ce la si fa, oppure si è in difficoltà. Ci sono due tesi molto forti all'interno del libro e su questo vorrei che discutessimo, perché insomma mi sono piaciute, sono molto anticonformiste, soprattutto poi dopo in una zona come la nostra, che è il Veneto. La prima è che secondo me è veramente forte, magari se volete dopo in sede di discussione ne parliamo assieme, perché è una posizione interessante. Tu dici che una delle nostre più grandi fonti di stress, due delle nostre più grandi fonti di stress, e credo che concorderemmo tutti, sono il lavoro e il denaro. Il lavoro, avercelo o non avercelo, conta tantissimo. Se uno non ha il lavoro, non si sente realizzato, non arriva lo stipendio a casa, eccetera, eccetera. Quindi per noi è anche una situazione veramente di stress. Chi perde il lavoro è veramente stressato, chi non ce l'ha è stressato nella ricerca. Il denaro, figuriamoci, quando mancano i soldi è difficile arrivare a fine mese. E tu ci sono alcuni punti in cui sostieni che questi sono stress, diciamo, non così giustificati. Arrivi addirittura alla fine a proporre una visione in cui il denaro dovrebbe essere abolito, esatto. Citi anche a metà del libro, non c'entra tantissimo, ma il discorso del Vangelo di Matteo, vedete come sono belli i gigli del campo, nascono naturalmente, non si devono guadagnare niente e sono belli così come sono, come cresce madre natura. E quindi questa dove bisogna discutere, insomma. È così vero effettivamente che
se si affrontano le sfortune, le fortune lavorative, dicendo sì sia la fortuna che la sfortuna, o anche le sfortune e le fortune dal punto di vista economico, si riesce a vivere meglio, cioè si riesce a superare l'ansia per il posto di lavoro, per il conto in banca, eccetera, eccetera. Allora, mi rendo conto che è un discorso molto radicale, quello che non voglio prendere delle posizioni in sé, però stimolare una riflessione, quello sì. E neanche quello che vuole cambiare, vuol dire il mondo, ecco, accettiamo quello per come viviamo, questo è il nostro contesto, però magari delle riflessioni. Sapete cosa significa giardino dell'Eden? Qualcuno lo sa? Allora, la parola Eden significa grande, proprio così, significa grande godimento. Cioè nella Bibbia c'è scritto Adamo ed Eva erano nel giardino del grande godimento. Allora questo ci dice che l'uomo forse non è stato creato per lavorare come lo concepiamo noi, ma forse l'uomo è stato creato per stare in sintonia con la natura, con il creato, solo che poi è subentrato qualcosa per cui millenni di un certo tipo di cultura hanno portato al modo di vivere come noi viviamo. Pensiamo che magari questo sia l'unico, ma non è detto che sia, cioè, insomma, volevo portare a riflettere anche su questa cosa, oppure anche il denaro è uno scambio, a me è una necessità, per cui sì, è vero che dobbiamo lavorare per vivere in questa società, però il denaro è anche una forma di ricatto legalizzato, perché io ti do qualcosa in cambio di qualcos'altro, mentre osservando la natura, se noi osserviamo la natura ti dà tutto gratis, non serve niente a pagamento, e quindi sì, questa cosa qua secondo me dovrebbe far riflettere, insomma, dove siamo andati come società. Cioè, quando ci dicono che noi occidentali siamo andati a colonizzare l'Africa, questi africani, cioè questi qua stavano da Dio, nel senso che avevano la frutta, avevano la carne, avevano tutto, e quando siamo andati a colonizzarli abbiamo estirpato il loro modo di vivere, e quindi adesso, vabbè, per dire, l'Africa è com'è, insomma, no? E poi ci si ritrova alla Caritas, perché cito questo perché sì, ho deciso di devolvere, insomma, il ricavato di questo libro alla Caritas di Godeo, dove faccio volontariato, a riparare per quello che si può fare i danni che abbiamo fatto, che sono, non noi direttamente magari, però un certo sistema di vivere fa sì che magari adesso ci troviamo a gestire delle situazioni di emergenza di persone in grosse difficoltà, insomma. Poi sono curioso di sapere se qualcuno del pubblico ha delle obiezioni, insomma, o se vuole dire qualcosa su questa posizione, ma ne parleremo dopo vi diamo la parola, a breve, ancora 2 o 3 domande. E l'altra posizione che forse io non sono riuscito a capire del tutto, e vorrei che anche la spiegassi, è quella religiosa, perché anche questa è forte, cioè se volete un libro con delle posizioni forti, questo è il libro che fa per voi. Questo è poco ma sicuro, esatto. Avrete di cui pensare, e che è la cosa migliore di un libro, cioè se il libro vi porta alla fine della lettura a pensare, vuol dire che ha fatto il suo effetto, almeno l'effetto minimo l'ha fatto. E l'altra posizione è religiosa, tra l'altro tu vieni da un migliore religioso, lo dici nella prefazione, hai fatto il chirichetto per anni, hai collaborato in parrocchia, eccetera eccetera. Tu a un certo punto arrivi a dire che Dio è sciolto, che anche questa è una bella metafora, vorrei che ce la spiegassi e come sei arrivato a concepirla. Allora, Dio sciolto è la traduzione di assoluto. Assoluto significa proprio sciolto, è proprio questa la traduzione di assoluto, cioè vuol dire di
come dire, scollegato dalle nostre vicissitudini, cioè non è attaccato, non ha degli attaccamenti come abbiamo noi esseri umani. Noi siamo attaccati al suolo perché c'è la forza di gravità, noi siamo attaccati alle nostre idee, mentre lui, diciamo, è libero. Però non vorrei troppo addentrarmi in questa cosa, anche perché poi non voglio svelare anche il titolo, esatto. Vorrei piuttosto dire che sì, per anni ho fatto una vita, si può dire, religiosa, che poi ho anche un po' abbandonato per un bel po' di anni, e di recente invece ho scoperto più una dimensione spirituale, che è diverso, nel senso che, per citare Anthony De Mello, chi ha letto Messaggio per un'aquila che si crede un pollo, era un gesuita psicologo, dice che la spiritualità è risveglio, e quindi a capire, per esempio, che il dolore nella vita, quello che ci succede, viene per svegliarci, e il nostro compito nella vita è quello di evolvere, sì, di diventare persone migliori, e questo è un ingrediente in più che ho inserito anche nel mio lavoro, sia a livello personale ma anche a livello di lavoro di psicoterapeuta, nel senso che l'università, se vogliamo, i percorsi istituzionali ti danno delle dritte, delle informazioni, una formazione, insomma, sull'aspetto della psiche, sull'aspetto del corpo, però sull'aspetto spirituale no, non c'è questa cosa qua, e cosa che invece ho integrato. Prima ho citato questo percorso che ho fatto di psicopneumosomatica, e sì, mi sono perso il filo un attimo, quindi è un'altra cosa, ma ho perso il filo. Era religioso il discorso. Cosa? Parlavi della del spiritualità. momento religioso e spirituale. Più che... Sì, appunto, la religione è, se vogliamo, un insieme di regole, di un'istituzione, una serie di, come dire, una cosa strutturata, no? Mentre la spiritualità è qualcosa che trascende, se vogliamo, la religione. Ci sono persone spirituali in più culture e in più religioni, se vogliamo, no? E io penso, per esempio, quello che volevo dire prima è che l'uomo appunto deve evolvere, ed evolvere, diventare persone migliori, fa sì che noi facciamo meno danni alle persone, alla natura, al creato, e quindi se noi evolviamo preveniamo, mentre andare alla Caritas, stando a fare un esempio, no? È un'opera di riparazione, cioè fai qualcosa di bene, tra virgolette, perché vai a riparare qualcosa, o cerchi almeno di riparare qualcosa, che un danno che è già stato fatto. E quindi, per esempio, nel suo piccolissimo il libro si propone anche una crescita come dire, una crescita di evoluzione, insomma, ecco, è uno stimolo all'evoluzione, proprio per prevenire, ecco, i danni che facciamo. Bene, quindi il libro è uno stimolo anche pratico che vi invoglia, insomma, a dire di più di sì a certe situazioni, anche quelle più, abbiamo visto, quelle controverse, ecco, ed accettarle. Uno dei metodi che viene descritto all'interno del libro, e anche ampiamente, e viene anche utilizzato all'interno del libro come stile, è quello umoristico. Cioè, farsi una bella risata è sicuramente un modo per scatenare il sistema parasimpatico, cioè nel senso per rilassarsi, per vivere la nostra vita accettandola meglio, eccetera, eccetera. All'interno del libro ci sono anche delle barzellette, per cui
per chi vuole farsi anche una risata, il libro è anche quello è adatto. Adesso ti passo la parola, perché io la cosa che invece voglio sapere, e voglio sapere se è vera, che non so se è inserita nel libro, non ho capito se era un pezzo umoristico o se è una ricerca vera, e quindi ce la devi assolutamente spiegare. È il seguente fatto, che a quanto dice Damiano deriva da una ricerca americana, giusto? Sì. Questa ricerca americana sostiene che chi scorreggia è più intelligente. Ecco, quindi questa ce la devi spiegare per bene, esatto, e soprattutto dici, ma è vero. Allora, la notizia l'ho trovata su internet, ok? È citato anche l'autore di chi l'ha fatta, io non sono andato oltre, diciamo, a questo, non sono andato a chiedere se, ma penso di sì, insomma, che poi a dire io faccio ho fatto anche una precisazione, no? Il titolo è "Chi scorreggia di più sarebbe più intelligente". In realtà questo ha dimostrato che maggiore attività mentale sarebbe collegata con una certa sostanza che viene prodotta nel colon, e quindi diciamo questo causerebbe questo tipo di attività. Esatto. Poi chi pensa molto non è detto che sia più intelligente, però magari un'attività mentale molto accesa forse magari può stimolare questa cosa, insomma, ecco, l'ho messa un po' anche perché faceva ridere, insomma, ecco. A proposito del ridere volevo dire un'altra cosa, che mi è sfuggita. Ah sì, che proprio ieri mi ha chiamato una persona che ha letto il mio libro e mi ha dato così, Davide, una cosa che anche ad Andrea, che è l'editore, ha detto: ma Damiano, sai, secondo me non ha detto una cosa bella e brutta, secondo me le barzellette devi metterle all'inizio, mi fa. Ma sai che ho detto questa cosa qua forse, perché in effetti se tu predisponi una persona con delle barzellette, no? La fai ridere un pochino, poi apre la mente, perché tra l'altro il ridere, questo è un dato scientifico, sincronizza i due nostri emisferi, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, e quindi fa bene, ok? Quindi fare ridere prima, forse se io avessi scritto prima le barzellette, magari forse, però ho detto vabbè, tengo presente per un'altra pubblicazione magari. Ecco, a me invece piacerebbe fare una domanda ad Andrea Tralli, che è l'editore, perché ha scelto il mio libro. Ma gliela facciamo poi. Vai. Dopo. Vado io. Beh, grazie Damiano per la domanda, che non mi aspettavo. Perché ho scelto il tuo libro? Beh, devo dire perché principalmente il tuo è un libro intelligente, nel senso che è un libro strano anche per certi versi, perché è un saggio che non si dà un tono. Tanti saggi, credo che Davide sia d'accordo, sono scritti con un tono un po' sostenuto, invece questo proprio no. È un libro che sa affrontare in modo leggero tutta una serie di tematiche che in realtà sono molto profonde, sono molto importanti e credo anche abbastanza universali in chi vive nella nostra quotidianità attuale, insomma. E infatti anch'io volevo farti una domanda, nel senso che questo tuo scrivere così alla mano, così non dico facile perché sarebbe forse sminuire il tuo stile di scrittura, però molto umile anche, insomma, molto tranquillo, sciolto direi. Cioè ti viene naturale o l'hai fatto apposta per riuscire magari a captare un po' di più le persone che ti trovi di fronte come lettori? Allora, c'è una volontà di scrivere semplice, perché a volte sì, studiando magari se uno usa un linguaggio della psicologia magari parlando magari tra colleghi si usano dei termini che magari la gente così, l'uomo della strada, ok, così definito, non è così immediato.
E invece a me, io penso insomma che il libro è il copyright, no? Perché è una convenzione che ci siamo dati, però poi la conoscenza non ha copyright, è di tutti, e quindi faccio il contrario, questo lo cito anche nelle conclusioni del libro, di quello che diceva Pitagora, che distingueva le persone in due categorie: i matematici, che erano i suoi discepoli, quelli saggi, diciamo, quelli che lo seguivano, e gli altri che si chiamavano acusmatici, cioè un parolone per dire qui che non sa niente, insomma, qui il popolo, ok? E Pitagora esortava i suoi discepoli a parlare difficile, a parlare un po', come dire, con parole non comprensibili a tutti, perché questo avrebbe aumentato il loro potere. Provate a pensare, quando vi danno un referto medico, che parole usano. Secondo voi è casuale che usano parole incomprensibili? Potrebbero benissimo usare parole comprensibili, però questo aumenta il potere del medico, e noi diamo in mano questo senso di potere che il medico ha, è come una specie di sacerdote, tra virgolette, a cui diamo, no, in mano la nostra vita. E questo lo fanno i medici, lo fanno gli psicologi, lo fanno gli avvocati, lo fanno i politici. Cioè più ecco, mi viene criptico, no? Cioè, no, più complicato parliamo o ci esprimiamo, e più magari c'è questo senso di potere. Quello sa, mi no. E invece io ho detto no, non mi piace questa posizione, parliamo in stampatello così capiscono tutti. E quindi è una scelta, insomma, è una scelta di scrivere in questo modo. Grazie. Io volevo farti un'ultima domanda, poi dopo vorrei che il pubblico dibattesse, anche semplicemente per, magari, non so se volete mettere davanti le vostre idee anche personali su cosa vi stressa, cosa non vi stressa, che magari possiamo anche chiedere dei consigli a Damiano, perché non dimentichiamocelo, è uno psicoterapeuta. Ora, la cosa che è curiosa è che praticamente in 3/4 del libro Damiano sostiene che per il 90% dei casi ce la possiamo cavare da soli in queste situazioni di stress, magari seguendo alcuni consigli che da lui, magari avendo una maggiore consapevolezza delle cose che ci accadono, dicendo più volentieri, insomma, sì alle cose che ci accadono, accettandole e così via. Comunque per il 90% dei casi ce la possiamo cavare da noi, ecco, senza l'aiuto dello psicologo o dello psicoterapeuta. Però tu dici anche in alcuni casi invece è necessario, si può fare affidamento allo psicologo, allo psicoterapeuta. E la tesi che sostiene Damiano, che io trovo bellissima ma che non ha nessun tipo di riscontro con la mia esperienza personale, è che l'intervento dello psicologo e dello psicoterapeuta deve essere brevissimo, lui sostiene. E invece mia zia sono 20 anni che almeno va dallo psicologo, quindi no, e senza tra l'altro effettivamente risolvere granché. E quindi insomma, ecco, volevo chiederti come mai hai questa posizione e cosa significa per te il tuo lavoro di psicoterapeuta. Allora, più che brevissimo, per me l'intervento deve essere il più breve possibile col miglior risultato possibile. Allora, diciamo che se partiamo dal così il padre della psicologia, Freud, no? Aveva pensato ad una forma di psicoterapia dove, come dire, l'intervento si sa quando si comincia e non si sa quando si finisce. Come dire, devo andare da qua a Roma, vado a piedi, mi fermo, guardo le piante, mi fermo a mangiare picnic, poi faccio una giornata a cammino, poi mi fermo, poi torno indietro. Quando arrivo a Roma, ok? E questo è un po' l'approccio, diciamo, il primo approccio della psicologia, che è la psicanalisi, che se vogliamo possono essere anche percorsi belli, però un po', adesso magari se c'è qualche collega potrebbe anche non essere d'accordo con me, però rispetto anche dal punto di vista economico per la persona,
e anche da un punto di vista della soluzione del problema, voglio dire, beh, ho finché a voi, ma Se fosse gratis. allora lì rischio che si crei un rapporto di dipendenza tra la persona, io uso la parola persona e mai cliente, mai paziente, semmai impaziente, e mai utente, non mi piacciono, uso la parola persona volutamente. E ci sono degli approcci più nuovi che sia appunto più brevi, di cui io sono sostenitore, e nonché appunto lo applico questa modalità, e quindi è come dire: devo andare a Roma, prendo il treno o l'aereo, forse magari mi perdo anche qualche dettaglio, però arrivo a Roma insomma, e so che ci metto quel tempo lì. Poi ci può essere l'imprevisto, può essere che si rompa il treno oppure che l'aereo, speriamo che non caschi, ma però insomma è un approccio più veloce, insomma, anche per non creare dipendenza soprattutto. Ecco, abbiamo anche l'accompagnamento musicale. Allora, io avrei anche concluso con le domande, anche perché sennò dopo rischiamo, una domanda tira l'altra, che viene fuori anche il motivo del titolo del libro, Il diavolo veste preda, e questo non sia mai, perché come consigliano i migliori giallisti, magari si descrive l'assassinio, ma mai si dice il nome del colpevole o dell'assassino, perché sennò non ci si riesce a incuriosire sufficientemente all'interno del libro. Quindi è un libro sicuramente con dei risvolti pratici che potete utilizzarlo. Questo è un libro che si può utilizzare, esatto, cioè che non vuol dire che magari come tanti libri che serve per fissare la libreria, esatto, si può leggere, rileggere, si possono seguire i consigli praticamente. Allora, di questioni ne abbiamo buttate veramente tante sul piatto, dai soldi, dal lavoro dello psicoterapeuta, quanto deve durare, quanto deve essere remunerato, se è vero che bisogna dire sì alla vita per essere felici. Ognuno può avere anche delle opzioni diverse oppure delle opinioni diverse. Quindi ricordatevi, abbiamo qua uno psicoterapeuta, può darvi anche qualche consiglio, e se volete fargli una domanda siamo qua, e se no andiamo tutti a prenderci un caffè, ecco. Ciao Damiano, sono Gianmaria. Ciao. Io non ho letto tutto il libro, sono a metà. Perché me lo sto leggendo con calma, nonostante la brevità, la semplicità e la profondità sottolineata dall'editore, che mi trova perfettamente consenziente. Ad un certo momento tu dici che non bisogna confondere la mappa con il territorio. Sì. Potresti, diciamo così... Sì. Sì. Grazie. Allora, ormai per il senso comune, ok, anche per, non so, se uno legge un giornale, trova i test psicologici oppure si sente anche i commenti televisivi, no? Avete sicuramente sentito parlare, non so, dell'inconscio, per esempio, no? Oppure avete sempre sentito parlare del, non so, dell'io. L'io della persona è, non lo so, è disturbato. Oppure avete sentito parlare del superio, oppure avete sentito parlare sì, di questi concetti qua, no? E sono concetti per esempio che arrivano dalla psicanalisi, ma sono concetti, cioè nel senso che cioè, se vogliamo, l'inconscio non esiste, è una parola con cui noi descriviamo una complessità che è l'essere umano, una parte dell'essere umano, però è una parola. Cioè non c'è un'entità dentro di noi che troviamo. Se io mi faccio un attacco, una risonanza, l'inconscio non lo trovo da nessuna parte, è un concetto, e a forza di utilizzare sembra che quasi queste cose siano quasi delle entità, no? Le persone pensano che sì, il mio io, il mio superio, il mio inconscio, sono parole, sono mappe, appunto, sono dei concetti che ci aiutano per descrivere la complessità che è la persona. Non so se mi sono spiegato. Sì. Grazie. Prego. Se non ci sono altre curiosità,
io ringrazierei tutti voi per essere stati qua stasera. No, aspetta un attimo. Non ho letto il libro, venivo qui per così andare. Sono un po', come dire, in disaccordo sulle posizioni che hai detto testate lì, sulla, come dire, l'evoluzione del genere umano. Noi non siamo gigli, abbiamo un DNA che è diverso dal giglio, è diverso dall'uccello, è diverso, abbiamo qualcosa di assolutamente evoluto in maniera differente e quindi che in una quantità incredibile di anni, ma molto poco rispetto a tanti altri esseri. Diciamo che siamo evoluti nell'arco di 200, 300, 500 mila anni. Abbiamo questo DNA che si è evoluto e non è un DNA buono quello umano, è un DNA che si è fatto strada dove l'uomo è comunque l'animale, tra virgolette, a parte gli insetti più popoloso del mondo, ecco, che ha, come dire, dominato e sta dominando il mondo in maniera, a mio modo di vedere, assolutamente in maniera improvvida e disastrosa, però sta dominando. Ma lo domina perché il mondo? Per la competizione. E la competizione, noi abbiamo brevissimo periodo storico dal punto di vista registrato che è stato terrificante. Se noi prendiamo solo un pezzettino piccolissimo di storia del Veneto, dall'anno 1000 al 1200 si contano una quantità incredibile di piccolissimi conflitti nelle piccole realtà cittadine presenti qua nel Trevigiano. Quindi da sempre l'uomo è stato in assoluta competizione. L'uomo è fondamentalmente un lupo, uomo-donna. E che quindi una posizione così, come dire, limpida, trasparente, di bontà, non la trovo perché non ci sarà mai, non ci sarà. Abbiamo delle leggi che hanno mitigato, però la competizione ci sarà sempre quello che ne approfitterà per la sua o bramosia o, come dire, fame per sopravvezzare e mangiarsi quello che si ritira. Questa è la mia, purtroppo è la storia come la vedo io. Sì, ma scusi, non è vero che la bontà non ci sarà mai, perché la bontà c'è, cioè siamo fatti anche di cose buone, positive, perché deve mettere tutto sul piano negativo. Proverei, do la parola vuoi provare a dirimere la questione? Provo a dire, allora, però è anche vero che alcuni studi di antropologia, cioè di studi che sono andati alla ricerca di alcune civiltà particolari, ok? Dimostrano che ci sono state e ci sono delle società pacifiche. Ci saranno sempre. E ci sono società pacifiche, cioè questo nostro modello è vero che, voglio dire, dai romani agli egiziani, cioè noi abbiamo visto uno spaccato di storia, quello che ci hanno insegnato, ma quella è una parte della storia dell'umanità, cioè poi mettiamo anche 5.000 anni, dagli egiziani ad adesso sono 5.000 anni, ma che cos'è rispetto al tempo della Terra? Niente, non sappiamo praticamente niente di come vivevano altre civiltà. Sapete una curiosità? Se noi paragoniamo il tempo che è stata creata la Terra, che è stata, diciamo, che da cui la Terra esiste, a un anno solare, sapete da quanto tempo esiste l'uomo sulla Terra? In un anno solare? Da 3 secondi. Bravo, gli ultimi 3 secondi. Esatto. E vabbè, questa è una piccola curiosità, insomma, che sì, quando l'ho saputa mi ha proprio lasciato così. Comunque no, esistono comunque, sono esistite delle forme di società non basate sulla competizione come siamo noi. Questo non toglie la problematica, ecco.
Sì, no, ma i problemi ci sono, si vedono. Non bisogna fare a meno di capire. Volevo chiederti, sono Valeria. Sì. Non è che i problemi del mondo dipendono da come noi percepiamo noi stessi e il mondo? Nel senso, se ognuno tenesse un po' più pulita la porta di casa sua, sarebbe più pulito il mondo forse? Mettesse più in pratica la sua bontà, se guardasse dentro. Quello che Valeria, quello che dicevo prima, no? Se noi ci evolviamo singolarmente facciamo meno danni. Facciamo meno danni. Facciamo Quindi meno dipende dalla danni. volontà di evolvere oppure di rimanere certo. bloccati e legati a qualcosa. Quando parlavo di evoluzione non è tanto evoluzione in senso di DNA, ma evoluzione personale, crescita personale. Bravo. Tutti siete tranquilli nel perdere il lavoro. Siamo tutti parasimpatici. Esatto, siete tutti parasimpatici. Una piccola riflessione su questo si può fare, no? Anche sul lavoro, in questo contesto sicuramente è una necessità però dicono che la Costituzione italiana è una delle più belle, forse è vero, io non sono un intenditore, no? Però il primo articolo dice: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e quindi il lavoro cos'è? Il lavoro è lo scopo della vita, quando secondo me il lavoro dovrebbe essere un mezzo. Io lo scriverei così: l'Italia è una repubblica fondata sulla felicità. Secondo articolo, non so, il mezzo, uno dei mezzi potrebbe essere il lavoro, nel senso che poi si spiegano perché se noi stiamo attaccati anche come non so, società del nord-est al lavoro, al dio lavoro, uno lo perde, la ditta fallisce, cose così, magari non ha coltivato nient'altro nella vita se non il lavoro, cosa fa? Si suicida, perché l'unico attaccamento che è quello lì, perde quello, cosa gli resta? Niente. Adesso magari è un po' semplicistico detto così, però se stiamo attaccati troppo al lavoro come alle nostre idee oppure ai soldi piuttosto che alla casa, ai beni, se li perdiamo, se il nostro attaccamento è eccessivo, è difficile anche pensare che magari la vita possa continuare lo stesso in maniera magari diversa, magari anche difficile, per carità, cioè, però vedere che se uno ha dei mezzi di sussistenza alternativi al di là del lavoro può vivere di rendita, perché non è che così, il cibo e tutto quello che ne viene dietro venga dato gratis, non viene dato gratis, a meno che uno non vada alla Caritas a prendersi il piatto dalla Caritas, non è neanche tanto dignitoso. Quindi il lavoro è una necessità. È una necessità. Se la Costituzione l'hanno messo, non è che abbiano fatto chissà quale discorso, perché potevano fare anche altri discorsi. La Repubblica Italiana fondata sulla nazione, sul territorio, eccetera, sul lavoro. Ma hanno detto una stupidaggine comunque. No, io volevo solo dire che, così, buttare uno spunto di riflessione, dire che comunque è messo come scopo e non come mezzo. Può far riflettere. So che esiste in Sud America una Costituzione invece che l'ha messo come primo caposaldo, quello della felicità. Non mi ricordo quale, ma so che l'ho sentito da qualche parte. Ma te non sia Venezuela? No, credo di no. C'è anche quella statunitense. Una delle prime cose è The Pursuit of Happiness. Una delle prime cose che dice la Costituzione statunitense è la ricerca della felicità. È una delle prime cose garantite. Perché erano tutti aristotelici, i padri fondatori americani.
Questo dopo che adesso chiuderemo e dopo tutti faranno domande privatamente, finisce sempre così. Allora io vi ringrazio per essere stati qua stasera, io ovviamente ringrazio Damiano Pellizzari per il libro e per la presentazione e per le parole che ha speso questa sera. Il libro ovviamente è disponibile per chi lo volesse acquistare. Niente, vi ringrazio ancora e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.